Eccoci qua, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia di Lorenzo Zanon, sindaco di Tre Baseleghe. Prima ironicamente dicevo, sindaco, facciamo una chiosa subito su questa tematica che abbiamo appena salutato e poi ci addentriamo invece nell'alleggerimento, perché si parla di Valle Agredo, territorio in festa, giusto? Quindi cambiamo, voltiamo pagina. Sindaco, ma io le chiedo da cittadino, non da giornalista, ma com'è possibile che i nostri italiani, i nostri concittadini siano in questa situazione, si ritrovino improvvisamente in questa situazione e purtroppo non si riesca mai a far niente? E benvenuto comunque. Grazie, buonasera a tutti. Questa è una tematica che per noi sindaci purtroppo è quotidianità. La nostra porta, al di là della porta ci sono sempre decine spesso di persone, a volte in situazioni così drammatiche, perché purtroppo la situazione non è l'unica, l'avete sentito anche prima, ma ci sono altre situazioni magari meno drammatiche ma comunque molto problematiche e con all'orizzonte la possibilità di diventare così drammatiche. Cosa si può fare? Allora qui in questo momento ci possono fare due cose, l'avete sentito anche voi prima, qui interviene la gente ed è una delle occasioni in cui, se vogliamo capire di che sono le responsabilità, possiamo farlo e ci sono, perché evidentemente se siamo arrivati a questa situazione qualcuno avrà responsabilità di tutto questo. Però allo stesso tempo, se vogliamo guardare il problema, alla persona, alla situazione, dobbiamo rimboccarci le maniche. Dobbiamo rimboccarci le maniche per queste situazioni, ma pensiamo per le nostre imprese in difficoltà, le nostre imprese che devono ripartire, e tutto passa spesso attraverso queste imprese, perché il lavoro... Certo, il signor Vito era un imprenditore, un piccolo imprenditore che purtroppo ha sentito la morsa della crisi e ha dovuto licenziare, saldare i vari fornitori, lo Stato, e ha deciso, insomma... Innanzitutto, grazie a Dio, mi viene da dire di non fare i gesti che purtroppo estremi qualcuno ha scelto di fare, e ricordiamoci che poi ricadono, questo tipo di gesto poi ricade anche sulla famiglia, su chi lasci, perché il debito purtroppo non viene cancellato, ma rimane, e non sto criticando nessuno né giudicando, questo è il lavoro, il lavoro. Ecco, è la parola, uno perde la in qualche modo magica. Ho portato questo libro. Qui c'è la prima parola, lavoro. È una delle parole chiavi di quello di cui lei accennava prima, il discorso a Valle Agredo. Il lavoro è alla base di un Addentriamoci territorio. quindi in questa Valle Agredo, ci spieghi un pochino, sindaco, di che cosa si parla. So che è una coalizione positiva, insomma, di comuni molto belli, in un'area splendida, storica anche per il territorio, e poi ci ho aggiunto territorio in festa. Sì, Valle Agredo intanto è un territorio che fino a poco tempo fa non si conosceva. Si conosceva un'altra esperienza della Valle Agredo, vale a dire il Campo Sampierese, che è questa aggregazione virtuosa di sindaci e di comuni che lavorano insieme e cercano di gestire la vita amministrativa insieme. E questa è una delle parole chiave, insieme, perché credo che anche il caso di prima lo risolviamo solo insieme, non lo risolve la singola persona, per quanto generosa in gamba sia. Sì, tante famiglie però sembrava che hanno dato una mano alla persona di prima, il signor Vito, quindi insieme. Si sono sentite comunità, ecco. E il Campo Sampierese e la Valle Agredo in realtà è l'identità di una comunità. Quello che vediamo è il logo, sì, giusto? È un logo Valle Agredo, giusto? Assolutamente nuovo, con lo scudo che è lo stemma dei nostri comuni, perché al centro di tutto stanno i comuni con i loro amministratori, che però non ragionano all'interno del proprio confine comunale, ma ragionano in un termine più vasto, che non è neanche soltanto il livello provinciale, ma che per esempio nel nostro caso siamo 11 comuni del, diciamo, padovano nord-est, e nello stesso tempo 3 comuni della provincia di Treviso, Quinto, Morgano e Vedelago, ai quali siamo legati dal Parco del Sile, altro luogo strepitoso e incredibile, e che sono uniti comunque da
tutti questi posti bellissimi, cioè vedo un sacco di affreschi, un sacco di cose splendide, dove sono? Questi sono spesso i nostri comuni, i nostri municipi. Sono palazzi molto belli, in alcuni casi abbiamo visto prima Massanzago che ha una bellissimi affreschi del Tiepolo, quindi veramente di grandissima qualità. Poi andiamo a New York, no? A Natale andiamo a New York, a Capodanno, e ci sono posti così splendidi. E guardi, la sfida di Valle Agredo è proprio questa, è nata così. Perché non possiamo dare un ruolo turistico al nostro territorio? Che cosa abbiamo noi di bello nel territorio? Abbiamo il nostro paesaggio, abbiamo queste ville, abbiamo i mulini, abbiamo l'acqua, abbiamo cibi e abbiamo... Assolutamente sì. Perché lo dico io, sindaco, non è che sono qui a fare il ruffiano insomma, di Valle Agredo, io ho girato il mondo, l'unico posto dove alimentarmente mi sono trovato tipo casa è stata la Spagna. Poi per il resto, non vi offendete, vi prego, è sempre stato per me un disastro, sarò viziato io, ma sono anche vegetariano, quindi a me basta un po' di insalata. A proposito di insalata, nel giorno in cui abbiamo lanciato Valle Agredo, abbiamo presentato come esperienza virtuosa proprio un'azienda che si è convertita al biologico totale, che confeziona quelle vaschette famose, sì, e che ha fatto uno studio finanziato e sponsorizzato dalla federazione, in cui abbiamo messo alcune aziende, 10 per la precisione, in questa condizione. Come fanno le nostre aziende, quindi il signore di prima per esempio, a essere competitivo non soltanto in Italia, ma in Europa, nel mondo? Perché noi guardiamo il mondo, il nord-est italiano, il nord-est padovano in particolare, produce per il mondo, non produce soltanto per l'Italia. Spesso l'export è oltre il 50% della produzione. Allora, queste aziende cosa hanno fatto? Abbiamo detto, certificatevi dal punto di vista ambientale, perché guardate che è importantissimo in Europa o in Nord America avere questa certificazione. Sì, perché sta cambiando un po' la corrente, c'è gente che si è svegliata e ha capito che mangiare, soprattutto vuole capire che cosa sta mangiando, quindi mangiare di qualità e soprattutto con la certificazione che sia sano sta diventando la cosa, insomma, più importante. Allora, abbiamo chiamato questo progetto la Valle del Buono e del Sano, proprio questo. Come abbiamo chiamato quel progetto di riconversione o conversione al risparmio energetico, al rispetto ambientale per le aziende, per il manifatturiero, che poi è il nostro motore importante, l'abbiamo chiamato la fabbrica sostenibile del bello e ben fatto, perché in Germania o in Svezia quando ti chiedono un prodotto non ti chiedono soltanto che sia bello. Ovviamente deve essere bello, e su questo Made in Italy, ragazzi, noi siamo unici, imbattibili, e il Made in Italy che facciamo poi qui è ancora più imbattibile. Ma abbiamo un altro versante importante, che è quello del come arriviamo a produrre quel prodotto. Dobbiamo anche nel processo rispettare alcune regole. Prima parlavo dell'insalatina. Bene, i responsabili di quell'azienda mi hanno detto che il gruppo di esperti che li ha analizzati, quanta acqua consumano, quanta energia, eccetera, eccetera, hanno verificato che la parte più delicata del loro processo non è l'uso della plastica come pensiamo, perché può essere riciclabile quello, ma è l'uso dell'acqua. Dobbiamo risparmiare acqua, quindi stanno trovando una serie di adattamenti produttivi che permettono loro di utilizzare meno acqua e arrivare allo stesso risultato di qualità del prodotto. Quindi fabbrica sostenibile bello ben fatto per il manifatturiero, Valle del Sano del Buono per l'agroalimentare, e poi guadagnare in salute l'altro aspetto. Noi siamo attraversati, e tutto è nato dalla realizzazione di questa splendida realtà che è oggi la pista ciclopedonale Ostiglia, Treviso-Ostiglia. Nel tratto padovano è praticamente conclusa ed è utilizzatissima, perché diciamo da Piombino Dese, che è il punto più originario, fino a Campodoro, che è l'ultima parte, lì c'è una bellissima pista. Nella provincia di Treviso c'è anche l'altro pezzo di pista, e gli altri comuni del Vicentino, del Veronese e del Mantovano si stanno attrezzando. Questa pista cosa vuol dire? Vuol dire che oggi non ci basta soltanto il lavoro,
ci vuole assolutamente indispensabile, ma se vogliamo andare verso una qualità della vita e soprattutto guadagnare in salute, stare meglio, noi dobbiamo avere anche uno stile di vita di un certo tipo. Allora, ci siamo chiesti, nel mondo, questo territorio che chiamiamo Campo San Pierese, in che cosa può essere il numero uno? Bene, abbiamo detto, queste sono le cose. Allora, sistema produttivo, qualità di prodotti agroalimentari, il stile di vita e poi un'altra cosa importante, e forse il Signore è questo alla base che sta, una capacità di amministrazione corretta, attenta, virtuosa, che sa risparmiare, che non spreca, che sa intervenire sui bisogni dei cittadini. Ecco, tutto questo secondo noi è qualcosa che possiamo raggiungere, è qualcosa che può dare qualità al territorio, è qualcosa che può renderci visibili e attenti al mondo. Questo l'abbiamo chiamato Valle Agredo. Lei ha fatto una chiosa sul fatto di anche riuscire ad amministrare, però a me piace anche ricordare che troppa burocrazia, troppe tasse strozzano poi il piccolo imprenditore. Poi mi piace anche ricordare, se posso, che comunque nel Mantovano, a cavallo tra il Veneto e il Mantovano, c'è una ciclopedonabile splendida che porta a Borghetto, che è un posto splendido, consiglio anche questo, già che ci sono, insomma, visto che si parla della nostra bella Italia, non dimentichiamocelo mai. Ma guardi che è una pista ciclabile, poi non è una realtà isolata. Lei vorrei che vedesse la provincia di Padova, quella rete e quel tessuto di piste ciclopedonali che ci sono. Certo. Lo Stiglia è uno degli assi, ma pensiamo ai Colli, altra parte, pensiamo al Brenta, altra parte, quindi sono tutti i collegamenti che poi abbiamo con il nord Europa, perché attraverso la Valsugana noi arriviamo in Germania eccetera, e quante persone scendono da quei territori e vengono, perché noi abbiamo l'altro polo accentratore incredibile, Venezia. Ci sono alcuni che fanno le vacanze proprio in bicicletta, organizzatissimi, assolutamente, una grande passione, e il buon vecchio Emiliano dice mamma mia che passione. Guardi, perché la bici la devi veramente amare. Io non lo credevo, ma sono milioni, sì. Quindi è anche dal punto di vista economico un modo per sostenere l'economia e allo stesso tempo rispettando l'ambiente. Certo, ma io lo ripeto da anni che il turismo potrebbe portarci fuori, se fatto veramente con professionalità, dalla crisi, ma noi, come ripeto ogni volta, lasciamo cadere Pompei e tutto quello che abbiamo, le ville venete, che alcune sono chiuse. Posso fare una provocazione? Prego. Noi non abbiamo solo ciò che è storico, ed è immenso, l'abbiamo visto, lei l'avrà visto, eccetera, ma andare, per un turista, andare a visitare il sistema produttivo, entrare in una delle nostre grandi aziende, certo, vedere come Moncler, Grafica Veneta, Lago, piuttosto che Nova Ompi producono. Cioè capire che cosa c'è nel DNA dei nostri imprenditori che è straordinario e che comunque in questo momento sta tenendo nonostante tutto, soprattutto nelle grosse realtà. Purtroppo, ed è il dramma, e mi dispiace dirlo, nelle piccole realtà questo è diventato difficoltà, chiusura, licenziamento, situazioni critiche. Zanon, perché giustamente io ho scritto, ma faccio il tonto, territorio in festa, che cosa avete organizzato, che cosa si aspetta la cittadinanza, cosa c'è a disposizione di tutti? Allora, in festa perché abbiamo lanciato questo nuovo marchio d'area, per cui adesso vorremmo, la nostra ambizione, chissà in quanto tempo, però vorremmo che il mondo conoscesse questo marchio. Noi abbiamo Venezia, abbiamo Padova, quindi abbiamo dei vicini importanti che possono aiutarci e noi possiamo integrarli loro, perché un turista che va a visitare Venezia, quanto completa la sua visita visitando il nostro territorio? E questa è la sfida. Noi l'abbiamo lanciato venerdì scorso questo tipo di marchio d'area, è stata una festa perché è come se qualcuno avesse visto una realtà che non aveva visto. Noi aveva lì sotto gli occhi, però non te ne rendi conto. Non so se, quando facciamo la settimana enigmistica, c'è quel giochetto, quello coi puntini che si colorano. L'immagine c'è lì, ma non la vediamo finché non coloriamo i puntini. Ecco, noi abbiamo colorato quei puntini e abbiamo visto che questa immagine c'era. Allora, so che c'è la signora Giuseppina, no, il signor Giuseppe, scusate, Giuseppe, perdonatemi, colpa mia, Giuseppe da Treviso, a me piacciono le donne, allora tutte donne. Giuseppe, mi perdoni. A
confuso il sesso, però non ci sono problemi, le dimostrerò che sono uomo. Mi chiamo Giuseppe. Prego Giuseppe, a lei la parola. Innanzitutto complimenti al sindaco che ha espresso qualcosa che invece io e alcuni soci abbiamo fatto il mese scorso. Abbiamo messo in pratica quello che ha detto, abbiamo portato avanti un progetto che si chiama Veneto Dreams, che è un portale internet per l'incoming luxury. Volevo semplicemente dire questo, che il turismo è sicuramente un'opportunità in un periodo di crisi come questa qui, certo. Soltanto che è un indotto abbastanza da leccare i baffi, tant'è vero che chi vuol fare impresa nel turismo cozza con delle leggi che sono provinciali, comunali, regionali e nazionali. E anche purtroppo mi viene da dire, in più c'è la stagionalità del turismo. La stagionalità del turismo è un settore del turismo inteso come incoming, outgoing, stagionalità e via dicendo. Però il fatto è che chi vuol fare turismo, a meno che non sia un comune come il sindaco, cozza con delle leggi che sono pazzesche. Io spero di poter contattare personalmente il sindaco per presentare il nostro progetto. Faccio gli auguri a tutti, perché a mio avviso invece di costruire capannoni e bulloni in Veneto si poteva mettere alla luce quello che Dio ci ha donato nel territorio. Certo, è un'ottima frase questa, è bella. Assolutamente. Posso dire una cosa importantissima? Credo che il signore Giuseppe abbia sottolineato un aspetto importante. È il discorso del rapporto. Dice, siccome io sono un'associazione, non ho avuto le stesse possibilità che ha il comune. Questo è abbastanza vero, però la novità della Valle Agredo è che il tavolo in cui si lavora e si decide, ci sono gli amministratori. È aperto a tutti. Non solo è aperto, è codificato che ci devono essere tutti, per cui ci devono essere i sindaci ovviamente che sono responsabili del territorio, le associazioni di categoria dei produttori eccetera, l'università, perché è inutile che noi fantastichiamo se non abbiamo questo rapporto, qualcuno che ci controlli se quello che facciamo va bene o no. Poi abbiamo tutto il mondo della scuola, il mondo del volontariato e il mondo delle associazioni, e queste associazioni, diciamo, territoriali che prestano attenzione all'ambiente, eccetera. Guardi che la crisi non la battiamo mica, non dobbiamo aspettare Bruxelles, Roma, Venezia o Padova. La crisi parte nella sua sconfitta dai nostri territori. Se gli amministratori sono capaci di fare squadra, se i cittadini sono capaci di fare squadra, le associazioni, allora possiamo affrontare la crisi. Perché due teste ragionano per quattro, una testa ragiona per mezzo. Sì, però questo è un lavoro che fino a poco tempo fa, mi auguro che stia cambiando, non si è potuto assolutamente fare. Noi ci siamo già incontrati in altre occasioni e io ho sempre rimarcato che fino a poco tempo fa l'imprenditore che stava qui con l'azienda non parlava e non sapeva a volte quello che faceva l'imprenditore che era accanto. Questa è stata un po' la mentalità forse errata del Veneto, sbaglio? È vero, c'è un imprenditore che è un mio amico che racconta sempre questo episodio che conferma quello che dice lei. Lui produce mobiletti per bagno e ha bisogno quindi di alcuni vetri particolari eccetera. Allora aveva dei rapporti commerciali con un'azienda in Toscana che gli forniva questi vetri. A un certo punto ha una commessa importante, ha bisogno di avere una quota importante e dice dovete fornirmeli, guardate, al limite vado a prenderli io dei produttori. E gli dico, guarda che i produttori sono a 5 km da casa tua, perché erano di Loreggia, lui è di Rustega, gli altri erano di Loreggia, e lui li comprava in Toscana. È davvero, ecco, allora, quando i sindaci si parlano, poi questo porta che anche gli imprenditori si parlano, cioè il confrontarsi, il concertare, ma non solo concertare, il diventare partner intorno a un tavolo di tutte le forze vive e sane che sono nel territorio. È uno stile. Una scemata, però per alcuni c'è sempre il vecchio stampo, il vecchio modo di agire che poi è infruttuoso. Cioè sto parlando di internet, di tecnologia. Se c'è gente, ci sono degli imprenditori che magari sono ancora lì a solo al passaparola, tu conosci uno che faccia i mobiletti, tu conosci uno che bastava veramente in internet in 2 minuti
vetrine, vetro, produttori, e ce l'aveva lì senza andare in Toscana. Non so, dico una scemata, però so che per alcune realtà è così. Questo è vero, però guardi, quel tipo di imprenditore è quello che ha incontrato più difficoltà. Certo, in questo momento non ha saputo rinnovarsi. la crisi attuale, guarda, secondo me ha messo in evidenza due cose. Uno è come in Veneto si dice un criveo, cioè un qualcosa che lascia passare ciò che non tiene e tiene invece ciò che è pesante. Le imprese che stanno ottenendo anche con fatica sono quelle che hanno una struttura di un certo tipo, che hanno fatto innovazione, che fanno internazionalizzazione, quindi queste sono le aziende che tengono, e queste, anche le piccole aziende, se vogliono arrivare lì devono mettersi insieme, non ci sono santi da questo punto di vista. Certo. L'altra cosa credo sia... Se non dobbiamo chiudere, mi stanno già sgridando. L'altra cosa è? Posso dire una cosa se chiudo? Velocissima, secca. Diciamo perché si chiama Valle Agredo. Ma io lo so, vediamo, perché nel 926 Ugo di Provenza, re d'Italia, donava al vescovo di Treviso ad Alberto un vasto territorio delimitato dagli attuali comuni Castelfranco, Camposampiero, Noale, Mirano e... Badoere, questo non ce la potevo fare. Un saluto a Badoere, che è una piazza meravigliosa, indicandolo col nome di Val d'Agredo, giusto? Sì. Allora, questo nasce dalle glaciazioni. Il Brenta ha creato questo andamento del territorio da nord-ovest a sud-est, e su questo territorio sono sorti questi paesi, sono sorti i fiumi, sono sorti dei percorsi. Ad gradior, agredo, vuol dire andare verso. Questo è il messaggio di questa nuova esperienza e sogno che stiamo realizzando. Abbiamo parlato anche di storia insieme a Lorenzo Zanon, sindaco di Tre Baseleghe. Grazie a tutti voi, e andate in questa appunto Valle Agredo a vedere le bellezze. Sulla statale del Santo, benvenuti in Valle Agredo, lo troverete scritto. Noi torniamo domani alle 19:15 come sempre, non perdetevi alle 21 tutti in campo spogliatoi, e naturalmente tutti gli approfondimenti successivamente ad iReporter per te. Grazie per aver partecipato e grazie a lei. Buonasera, grazie.